chiamo Andrea e sono un po' bresciano. Sono bresciano di origine. Neanche si sente. Si sente? Dai, va bene, porta. Allora, da tanti anni negli Stati Uniti ho conosciuto la EFT, l'Emotional Freedom Techniques, nel 2003. È un approccio molto particolare perché prevede di picchiettare o comunque di stimolare dei punti basati sui meridiani di agopuntura, no? Quindi è un approccio psicocorporeo. Poi da lì ho iniziato a diffonderlo dapprima in Italia, in Svizzera, poi adesso giro un po' anche oltreoceano, sia di qua che di là, e dopodiché ho scoperto anche altri metodi come la logosintesi, quick remap, tutti approcci psicocorporei che quindi permettono di sciogliere quelle che sono le tracce di memoria che ci portano a reagire in modo inadeguato, cioè ad avere emozioni non adeguate a chi siamo davvero. E questo significa creare uno spazio di libertà molto ampio, molto ampio, perché nel momento in cui riusciamo a togliere il riflesso condizionato, quindi l'ancoraggio, non so se Nico vi ha parlato di ancoraggi, no? Vi hai parlato di ancoraggi? È bravissimo. Avevi dubbi? Sì. Quindi qualche ancoraggio che non ci serve, anzi non solo che non ci serve, che è dannoso per noi, allora con questi approcci psicocorporei riusciamo a toglierlo in modo molto rapido. Quindi paure, fobie, memorie limitanti, no? Quindi ricordi che ancora ci bloccano, che ci tengono bassi. Allora tutte queste cose possono essere fatte risolte anche in autonomia. Infatti è un metodo di auto-coaching, quindi non è che dobbiamo andare da qualcuno e dire mi togli questo, mi togli quell'altro. Normalmente quello che si fa è uno impara a fare su di sé, quindi uno poi lo può fare in autonomia, ed è quello che insegno da ormai 9 anni, no? Un po' in giro. Quindi ovviamente tutto questo ben collima con quanto fa Nicoletta, quindi la possibilità di implementare delle capacità di mente, del corpo e delle emozioni, che sono il trade union. Sì, anche perché vi dico, la cosa bella è, lo imparerete all'autostima, abbiamo un esercizio potentissimo che va, ero a Lugano, il mercoledì ho fatto una serata sulla comunicazione e una signora mi dice, avevo un problema da 15 anni, in 5 minuti tu con quell'esercizio me l'hai tolto, non riesco più a entrare in quello stato d'animo negativo, ho ancora un sassolino sulla scarpa. Cioè la cosa bella di questi metodi cos'è? È che vi rende autonomi. Capite perché non ce li insegnano? Perché più siamo autonomi... Da quant'è che non prendi una medicina anche tu? Medicina? What's medicina? Cioè, rendendoci autonomi siamo più liberi. Quante potenzialità ha l'essere umano, pensate, a 360 gradi, tantissime. E con cose semplici. Pur essendo psicologa ci dicevano che chi fa psicoterapia sono anni e anni in cui vado a rivivere, a riproiettare nella mia mente qualcosa di negativo. Vi faccio questa domanda: avete visto una volta un brutto film? Lo riguardereste una seconda, terza, quarta volta? A meno che non siate sadici, un film brutto e autolesionisti non lo andate a rivedere, giusto Davide, una seconda, terza, quarta volta. Quante volte riproiettate nella vostra mente eventi negativi del passato? Io da lui ho imparato una cosa, che la nostra energia si cristallizza, è come se una parte di noi si fissasse in quell'evento negativo e quindi noi in tante parti perdiamo energia, perché tante nostre parti sono sparse. Sto dicendo bene, ho imparato bene? Bravissima. Beh, con un maestro così... Sembra quasi che tu abbia partecipato alle mie conferenze, ai miei corsi. Ne ho fatto una volta e mezzo, sì, ma poi io ti ho privatamente, quindi meglio di così. Esatto. No, poi veramente pensa male, basta. Se no... Ok. No, io ti ho privatamente, me la segno. Cioè l'obiettivo è rendere queste zone sempre più attente, perché io avevo il sogno di ritornare nelle mie zone. Le mie zone sono il Trevigiano, vabbè, Possagno, queste, perché sempre di più vedo che più che le grandi città dove tutti hanno la puzzetta sotto il naso, dov'è che c'è voglia di crescere, imparare, mettersi in gioco? Nei posticini più easy, più piccolini, dove c'è veramente quell'umiltà e quella voglia di dire ce la posso fare.
Grazie ad Andrea. Grazie a tutti.